Mauro Morezzi, è andata male, una partita comunque combattuta, giocata fino all'ultimo minuto praticamente, il primo tempo era finito 0-0, poi di fatto la differenza l'ha fatta quel gol di Midulla che, come diciamo prima, ha spaccato la partita, perché fosse andati in vantaggio voi probabilmente sarebbe finita in modo diverso. Sì, secondo me sta una partita abbastanza equilibrata, loro forse un po' più in forma di noi in questo periodo, però tutto sommato è stata una partita equilibrata fino al gol loro di Midulla. Poi un'altra occasione per loro casuale sul rimpallo, un po' di nostri sono andati fuori e la partita è così, insomma. Avevamo rivisto Paresh nella partita con il Football 8, oggi mancava. Può essere questa una componente, non dico il singolo Paresh, ma comunque una mancanza di continuità anche là davanti, visto anche tu sei rientrato da poco dalla squalifica che forse ha destabilizzato un po' la Ragnatela, gettando anche in una mini crisi di risultati. Beh, sicuramente l'assenza di Paresce insieme a quella di Ponziani, Pica e Tombesi ha inciso parecchio su questa partita. Sul resto siamo la squadra che forse ha meno voce in capitolo di tutte le altre e si vede questa cosa. Pesa a livello arbitrale e pesa a livello della Lega. Quindi sì, siamo stati penalizzati anche dalle squalifiche che ci hanno dato, che a volte sono state per bestemmie di un ragazzo che manco dice parolacce, altri falli incredibili che hanno sanzionato con cartellini quando dall'altra parte non c'erano affatto. Oggi l'arbitraggio che l'altra volta la Venere in Bikini aveva criticato e gli è andato sotto, oggi incredibilmente ha fatto quello che chiedeva la Venere in Bikini, quindi voglio dire è giusto così, noi dobbiamo lottare anche contro queste cose, quindi ci rimbocchiamo le maniche, la colpa è la nostra perché sappiamo che dobbiamo lottare contro tutto questo e ce la faremo, insomma. Dovrete lottare soprattutto contro un Cottini Servizi Assicurativi che viene da una sconfitta col De Angelis, anche quella piena di polemiche, ma non è questo il punto. Un Cottini che dunque avrà sicuramente il dente avvelenato per questa settimana, però anche voi dovrete rifarvi anche per l'ultimo periodo. Sì, ce la dobbiamo fare, ci dobbiamo rialzare come abbiamo sempre fatto e quindi spero che ce la faremo. Volevo soltanto dire che non volevo fare polemica contro questa squadra perché per carità loro bravissimi, forse hanno giustamente meritato la vittoria. Dico, volevo fare una critica all'anno che stiamo concludendo, insomma. Ok, grazie mille Mauro Morezzi.